Allora, Flavia Buzzetta, direttrice scientifica della Fondazione Hausbrandt. Ci troviamo oggi qui appunto introdurre il nuovo ciclo di incontri, il nuovo semestre della Fondazione Hausbrandt, che sarà consacrato quest'anno ad altri rinascimenti, ovvero una visione alternativa altra del Rinascimento, di un Rinascimento che consideriamo plurale, quindi una pluralità che si esprime anche nelle tematiche che saranno trattate durante questi incontri. Il primo appunto sarà consacrato alla trasmissione dei messaggi che possono essere dei messaggi nascosti o quindi occultati in modo manifesto, e ci concentreremo sulle tecniche linguistiche che sono state adottate fin dal Rinascimento nella trasmissione di questa informazione, un'informazione che attualmente ha risentito anche di un certo tipo di censura. Infatti abbiamo invitato un filosofo del linguaggio, il professor Antonino Bondì, che parlerà appunto di queste tecniche linguistiche, e la dottoressa Martina Pastorelli, una giornalista che prenderà in esame proprio il problema della censura. Gli altri incontri saranno incentrati appunto su queste visioni alternative del Rinascimento. Il secondo appunto vedrà la presenza di un professore che tratterà di Leonardo da Vinci da un punto di vista matematico, e avrà come discussant il Tobia Ravà, l'artista Tobia Ravà, quindi un incontro tra matematica e arte. Un altro incontro vedrà la presenza di Nasser Rabat dell'MIT, che invece parlerà di uno storico dell'architettura di metà del 400 che è Al-Makrisi, e a cui ha consacrato il suo ultimo volume. Quindi questa sarà l'occasione appunto per parlare di una visione altra, quindi al di là dell'Europa, una visione che guarda verso l'Europa ma che non è in Europa, e avremo come interlocutore il professor Pierquet, direttore del Centre Jean Pepin del CNRS di Parigi. Il nostro ultimo incontro invece vedrà la presenza del direttore del Maimonides Center, il professor Veltri, e di una professoressa di Rochester, Michela Andreatta, che invece parleranno di una voce femminile del ghetto, e quindi dare appunto questa prospettiva molto vasta di tematiche. Quindi questo per quanto riguarda il primo ciclo, poi avremo un secondo ciclo che riprenderà nel mese di settembre.